invece per la sua onestà intellettuale un magistrato che ha fatto la storia della magistratura italiana, un magistrato che con le sue inchieste ha smascherato un sistema che perdurava da decenni e che aveva bisogno di qualcuno che coraggiosamente aprisse cassetti che erano stati tenuti chiusi allorquando evidentemente la magistratura soggiaceva al controllo politico. È un magistrato anche che sa benissimo che questa riforma non è una riforma di destra, non è una riforma di sinistra, non è una riforma di centro, è una riforma giusta, perché è una riforma che cerca di semplicemente dare applicazione alla Costituzione italiana, che all'articolo 111 prevede che ogni processo penale debba avvenire con un contraddittorio tra le parti, che sono la difesa e sono l'accusa, davanti a un giudice terzo ed imparziale. E perché il giudice sia terzo ed imparziale non può essere collega né della parte che accusa né della parte che difende, deve essere equidistante. E per dare quindi attuazione a quell'importante articolo della Costituzione italiana si sono modificati altri 2 articoli della Costituzione. Non è stata stravolta come hanno raccontato e continuano a raccontare alcuni che cercano di confondere le acque e che in malafede, perché vedete l'onestà, io nel riferirmi a Antonio Di Pietro mi riferisco nei suoi confronti riconoscendone l'onestà intellettuale. Con Antonio Di Pietro possono esserci 1000 temi sui quali ci si divide, sui quali si va d'accordo o si è in disaccordo, ma nel merito. E anche rispetto a questa riforma, chi la vuole contrastare purtroppo non utilizza dialetticamente elementi che possono consentire di giustificare la loro posizione nel merito, ma cercano di dire che attraverso questa riforma noi vogliamo portare la magistratura sotto il controllo dell'esecutivo. Falso, non sta scritto da nessuna parte. Semmai questo avviene in alcune altre nazioni europee che magari loro usano spesso e volentieri come modello per descrivere quale dovrebbe essere l'indirizzo verso il quale muoverci come Italia. Penso alla Spagna, penso alla Francia, dove lì sì c'è la magistratura che soggiace all'esecutivo. Ma con questa riforma noi non abbiamo nessuna intenzione di portare la magistratura sotto il controllo della politica, semmai noi vogliamo liberare la magistratura, mettere in condizione tutti quei magistrati, e sono tantissimi, che non sono iscritti a nessuna corrente, nemmeno all'Associazione Nazionale dei Magistrati, mettere in condizione quelli nelle valutazioni di poter magari anche avere la possibilità di diventare capo procuratori di procure importanti in Italia, e non permettere che all'interno di un organismo come quello del CSM i criteri di valutazione che determinano poi la possibilità di fare carriera, di avere un trasferimento che migliora le proprie condizioni professionali, che dà maggiore visibilità alla propria azione professionale, siano delle correnti politiche guidate da interessi qualche volta ideologici e qualche volta semplicemente di potere, perché qualche volta c'è chi è interessato a perseguire, diciamo, logiche ideologiche. Allora guardate, ci sono dei magistrati, per capirci, quelli che tendono a giustificare sempre, no, certe attività criminali che per tutti noi sono attività gravissime. Quando c'è uno che fa il borseggiatore, quando uno ti svernicia la macchina, quando uno viene a rubarti nell'appartamento, quando queste cose avvengono soprattutto nei grandi centri urbani, purtroppo i cittadini si stanno abituando a queste situazioni, e poi dopo magari capita che ci sia il magistrato di turno che dice: beh, vabbè, bisogna comprendere, queste cose qui nascono perché ci sono delle condizioni di partenza difficili, perché ha avuto l'infanzia difficile, perché ha le condizioni economiche problematiche, perché viene da un paese nel quale magari anche violentare una donna è una cosa che è tollerata, e quindi noi a casa nostra dobbiamo tollerare che ci sia qualche magistrato che giustifica pure comportamenti di questo tipo perché è colpa del liberalismo, del capitalismo, della società nella quale viviamo, perché in fondo le responsabilità sono nostre se questi delinquono. Per cui c'è chi ha questo approccio, no, ideologico. Poi ce ne sono altri che invece non hanno questo approccio ideologico, ma sanno che saranno giudicati da quelli che hanno l'approccio ideologico per fare carriera.
E quindi dicono, aspetta, se do un giudizio che è troppo duro, poi magari nel momento in cui dovranno valutare se io sono, se ho i titoli per poter andare alla procura di Napoli, diranno no, non ce li hai. Allora invece per poter avere i titoli per arrivare a fare il procuratore capo a Napoli, sentivo prima mentre stavo entrando il mio collega Amidei che stava dicendo, stava affermando con forza, io sono una persona onesta, e voglio dire, quante sono le persone oneste che votano sì? Tantissime, tutti forse quelli che votano sì sono persone oneste, così come probabilmente tutti sono persone oneste quelli che votano per il no. Non è un tema il votare sì o il votare no perché si è onesti o disonesti. Chi vota sì vuole riformare la giustizia per mettere in condizione tutti i cittadini di avere una giustizia giusta con un giudice terzo rispetto all'accusa e alla difesa, e soprattutto mettere in condizione anche quelli che poi sono all'interno delle più importanti procure di essere scelti con criteri meritocratici. Chiudo con una considerazione. Guardate, qualche anno fa abbiamo ricevuto, sapete, tantissime risorse che dovremo riuscire a spendere entro il giugno di quest'anno con il PNRR. La Commissione europea ci ha dato queste risorse condizionandole a alcune riforme che avremmo dovuto fare. Una di queste era garantire che i tempi della giustizia fossero al pari di quelli che sono i tempi della giustizia di altri paesi europei, accorciati rispetto ai tempi che ci vogliono attualmente per svolgere i vari processi. Come si fa a ridurre i tempi della giustizia in Italia? Si cerca di capire quali sono i reati che è opportuno perseguire e quali sono i reati, diciamo, di serie B, di serie C, di serie D, che, vabbè, insomma, se perseguire quei reati significa rallentare poi ulteriormente l'iter dei processi e conseguentemente entrare in infrazione con l'Europa, vabbè, tanto vale metterli nel cassetto. Chi decide quali sono i reati da mettere nel cassetto e quali sono i reati invece che devono... Allora, chi decide? I procuratori capi. Allora succede che quando vi vengono a occupare la casa, e allora succede quelli che l'hanno occupata non pagano nessun prezzo con la giustizia, restano impuniti. E allora succede che quando ci sono quei giovanotti che vedete che quando ci sono le manifestazioni assaltano la polizia, i carabinieri, distruggono le vetrine, incendiano le auto, e quei signori che attentano all'incolumità fisica di coloro i quali difendono la nostra sicurezza, la nostra libertà, rischiando anche la propria incolumità, quei signori lì restano sempre impuniti. E come mai restano sempre impuniti? Perché c'è qualcuno che nel momento in cui arriva la denuncia, nel momento in cui arriva la querela, decide che quel reato, sì, ho capito, ma non possiamo fare processi su tutti, perché altrimenti poi non abbiamo i tempi per finire questi processi, e quindi sostanzialmente si decide quali sono i processi che si devono fare e quali sono i processi che non si devono fare. E chi deve diventare procuratore capo nelle più importanti procure lo decidono le correnti. E poi non ci si può meravigliare se chi diventa procuratore capo a Napoli, per difendere la sua parte politica, perché è la parte politica che gli ha consentito di raggiungere quell'importante ruolo all'interno della magistratura, arriva a offendere, a insultare e addirittura a minacciare chi non la pensa come lui. Quindi la nostra preoccupazione, chiudo davvero, è una sola, non è quella di non avere la maggioranza degli italiani che la pensano come noi, perché noi siamo assolutamente certi che la stragrande maggioranza degli italiani sono favorevoli a questa riforma, che tantissimi italiani anche di sinistra sono d'accordo con questa riforma, perché l'avevano nei loro programmi, perché l'hanno sempre sostenuta, perché è solo il completamento di una riforma che aveva cominciato un ministro che era, ed un grande giurista che era di sinistra, che era Vassalli. Il problema è che c'è una parte che è più capace a mobilitarsi, che in queste settimane ha creato una mobilitazione fortissima per il no, e che noi dobbiamo avere la capacità, alla quale dobbiamo avere la capacità di contrapporre
un'altrettanto fortissima mobilitazione da parte di tutti quei cittadini che non sono abituati a essere intruppati, che non è che si muovono perché lo dice la CGIL, ma perché ragionando col proprio cervello, con la propria sensibilità, vogliono regalare ai propri figli e alla società che verrà domani nel nostro paese un futuro che garantisca quelle garanzie costituzionali come quelle della terzietà del giudice, che in tutte le democrazie occidentali sono garantite con la separazione delle carriere, e che speriamo che con il vostro consenso, la vostra mobilitazione che saprete organizzare nelle prossime ore e nei prossimi giorni, riusciremo a ottenere anche in Italia. Grazie ancora. Grazie senatore Raffaele